Alimenti destinati al macero e che invece diventano nuovo cibo per chi ne ha bisogno. L'Associazione Amici della Solidarietà di Montebelluna, tramite una rete nazionale, raccoglie l'invenduto di una serie di grandi produttori ortofrutticoli, poi redistribuisce a una settantina di enti e gruppi no profit, Caritas, Protezioni Civili, organizzazioni di volontariato, comuni della Marca, ma anche del Bellunese e del Veneziano, i quali a loro volta consegnano i cibi a famiglie indigenti, comunità, persone in disagio sociale. In 1 anno e mezzo, al ritmo di circa una distribuzione ogni 3 settimane, l'associazione ha recuperato e suddiviso oltre 350 tonnellate di frutta e verdura. A oggi abbiamo distribuito 350 tonnellate di frutta e verdura, eccedenze ortofrutticole, a 70 associazioni o enti, prevalentemente della provincia di Treviso, usando degli spazi di fortuna. Con questo sostegno, con il sostegno di Veneto Banca, avremo uno spazio dedicato e che ci darà la possibilità di aprire maggiormente alle province limitrofe e ci permette un'organizzazione triennale e permetterà di coinvolgere tutti quei volontari che vogliono da distribuire cassette dandoci una mano nei momenti della distribuzione a donare eccedenze perché abbiamo un luogo per lo stoccaggio. Ora, grazie al contributo di Fondazione Veneto Banca, l'attività benefica potrà fare un ulteriore salto di qualità. Finora gli Amici della Solidarietà si sono appoggiati a sedi di fortuna prestate da vari soggetti. La Fondazione ha messo a disposizione 25.000 euro, con cui potrà essere affittato un capannone nella zona industriale nord di Montebelluna, dove verrà posta una base stabile, con lo spazio sufficiente per le manovre di camion e furgoni e le operazioni di segreteria. E il progetto EAT, Eccedenze Alimentari Treviso, potrà allargarsi all'intero Veneto. E questa iniziativa rientra peraltro nelle attività della Fondazione che in questi ultimi anni, soprattutto l'ultimo anno, si rivolgono in via principale a momenti di solidarietà assieme ad altri aspetti che riguardano la sanità e la cultura. Sono i 2 filoni principali su cui la Fondazione si muove da qualche tempo.